Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite in studio Adriano Bordignon, che è il neopresidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Esiste un forum nazionale cui fanno riferimento 47 associazioni, 18 forum regionali, i quali a loro volta sono poi composti da forum locali da circa 580 associazioni. In tutto si stima, insomma, che siano coinvolte circa 4 milioni di famiglie per un totale di 12 milioni di persone. Sono di questi giorni anche i dati resi noti dall'Istat. Il numero medio di figli per donna nel nostro paese è di 1,24, del più basso dal 2003. La speranza di vita, causa pandemia, è diminuita di 1 anno e 2 mesi sul 2019, quindi oggi la speranza di vita è di 82 anni. E il totale dei trasferimenti di residenza tra comuni rispetto al 2019 è calato del 12%. Allora, il tutto per dire che al nuovo Presidente, insomma, i problemi da affrontare non sono sicuramente pochi. Ecco, come potremmo comparare l'andamento di natalità nel Veneto con quello italiano? Il Veneto è in linea? È più o meno? Come siamo messi? Allora possiamo dire che il Veneto, come tutte le regioni del nord, ha un tasso di natalità più elevato, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare. I livelli di reddito, il livello dei servizi concorrono in modo importante a indurre le famiglie a una maggiore propensione ad avere figli. Indubbiamente questo però è largamente sotto una misura minima, rappresenta il livello italiano che è il più basso livello europeo e mondiale. E quindi ci mette di fronte a una crisi strutturale per il Paese, che è una crisi di sostenibilità per il lavoro, il welfare, il livello dei consumi e la sanità. Questo per dire che se ci fossero le condizioni economiche e sociali, insomma, c'è ancora voglia di procreare. Sì, alcune recenti indagini hanno confermato che la prospettiva di essere genitori piace ancora ai giovani. La tendenza, quando viene fatta la richiesta, è di desiderio di avere oltre 2 figli a donna. Poi la realtà dei fatti ci mette di fronte a delle difficoltà assai complesse e quindi molto spesso le donne o comunque le coppie scelgono di abbassare il tiro e le cause sono molteplici, la prospettiva economica, i livelli salariali, il tipo di lavoro, le prospettive abitative, la speranza di futuro e anche questioni culturali e anche questioni di carattere sanitario, perché la fertilità umana, con gli stili di vita che abbiamo, lo stress, l'alimentazione, eccetera, eccetera, scientificamente è dimostrata in forte calo. Tra l'altro, al di là delle statistiche, lei lo vive professionalmente, essendo direttore di consultorio familiare. Ecco, i trend nazionali li trova anche nella sua realtà a Treviso? Sì, diremmo che nella nostra realtà trevigiana e veneta, che conosco piuttosto bene, c'è una tendenza che è simile al resto d'Italia. Abbiamo ancora oggi un sistema di relazioni, di comunità e di servizi che è abbastanza funzionale, anche se abbiamo visto che diremmo, il sociosanitario territoriale in questi anni si è leggermente depauperato. Abbiamo bisogno di un lavoro importante sulla ricostituzione delle comunità, sul supporto alle famiglie in difficoltà, sia educative sia relazionali, ma soprattutto c'è la questione dei giovani, delle donne e del lavoro che va tenuta sotto controllo e richiede un intervento importante. Lei prima, parlando fuori onda, ha usato una frase a effetto, ha detto che il fatto di mettere al mondo figli è la seconda causa di povertà, di impoverimento di una famiglia in Italia dopo la perdita del lavoro. Eh sì, Istat ce lo conferma ogni anno e sembra che avere un figlio sia una delle cause di impoverimento, la seconda causa di impoverimento maggiore in Italia. Questo è un dato che fa preoccupare, intanto è un dato che fa pensare perché nell'Italia delle grandi libertà non lasciamo la libertà alle persone di seguire un desiderio, un sogno, un percorso che poi è una scelta personale ma anche un bene comune. Di fronte a questo quindi ci troviamo che tante famiglie di fronte al rischio di impoverirsi e mettere in difficoltà i loro figli scelgono di fermarsi al primo figlio. La vera sfida è indurre, accompagnare e sostenere le famiglie perché facciano il salto e perché si possa portare la media di figli per donna oltre i 2. Voi il 14 maggio parteciperete agli Stati Generali della Natalità. Il 15 maggio sarà la giornata ONU, giornata mondiale per la famiglia. Che cosa direte?
Beh, gli stati generali sono il fulcro di un lavoro che il Forum delle associazioni familiari, sia a livello nazionale che nei territori, sta portando avanti da alcuni anni, cercando di muovere le parti migliori del Paese, dalla politica agli amministratori locali, al mondo dell'impresa, della scuola. Ecco, per il 14 abbiamo convocato a Roma, alla presenza anche di Papa Francesco, di Mattarella, dei ministri Bianchi e Bonetti, le forze produttive del Paese, chiedendo loro un impegno su questa questione. Il tema della famiglia e della natalità non è una questione da terzo settore, non è una questione da qualche amministratore pubblico, ma è un tema strutturale per la sostenibilità, l'economia e il futuro di questo Paese. Dicevo prima che lei è il neopresidente dell'associazione del Forum delle associazioni familiari. Cos'è un'associazione familiare? Qual è lo scopo di un'associazione familiare? Questa è una bella domanda. Il Forum è un'associazione di secondo livello, cioè che raggruppa una base nel Veneto di circa 22-25 associazioni che si occupano di famiglia in modo differenziato. Partiamo da un assunto, che non esiste una politica economica o amministrativa che sia neutra per le famiglie. La famiglia non è un settore, è una dimensione e qualsiasi cosa che facciamo sull'ambiente, sull'urbanistica, sul lavoro, sulle politiche sindacali d'impresa, sui trasporti, sulla scuola, incide sulle famiglie. Allora, proprio per questo la base è una base assai differenziata. Abbiamo chi si occupa di scuola, chi si occupa di disabilità, chi si occupa di lavoro, chi si occupa di educazione e via di questo passo. Cosa però è l'oggetto principale? L'oggetto principale è l'approccio, dire che la famiglia è un soggetto sociale, non è solo un agglomerato di persone, ma è un portatore di diritti e di doveri suoi propri. E quindi in questo senso vale la pena riconoscerla, per esempio anche dal punto di vista fiscale. Sappiamo che la tassazione in Italia è profondamente ingiusta verso le famiglie, non riconoscendo adeguatamente i carichi familiari, la composizione, la presenza di minori, disabili e anziani. Le strade sono tante e il forum è proprio il luogo unificante di questi bisogni attorno alla famiglia. Non è familismo, ma è scelta strategica per una delle cellule strutturali che compongono la base territoriale del nostro Paese, le comunità locali, le relazioni di base. Per completezza di informazione, il forum è di ispirazione cattolica. Sì, il forum è di ispirazione cattolica. E tornando invece ai problemi concreti, assegno unico per il figlio, voi come lo vedete? Questa è stata una nostra grande battaglia. Il forum delle associazioni familiari si è mosso da tempo per dire attenzione politica, attenzione amministratori locali, le famiglie hanno bisogno di un riconoscimento del loro ruolo sociale ed educativo, devono essere messe in condizione di svolgere i doveri e i diritti costituzionali verso i loro figli. Le misure esistenti sono troppo frammentate, sono troppo esigue e noi siamo, come in altre cose, la Cenerentola d'Europa, quelli che investono meno sulla famiglia. E abbiamo fatto diverse proposte. Da ultimo abbiamo accompagnato e fatto sintesi attorno a questa questione dell'assegno unico, che poi è diventato assegno universale e che è stato approvato in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, con voto unanime, senza nessun parere contrario. Un tema, quello della famiglia, che fino a poco tempo fa creava una polarizzazione, oggi ha trovato la piena e completa comprensione, condivisione e unità da tutte le forze politiche. Oggi abbiamo in prospettiva al 1° luglio la partenza del forum dell'assegno unico e universale, cioè unico nel senso che raggruppa una serie di 6 misure frammentari che molte famiglie non conoscevano, e universale perché? Perché è rivolto a tutti i figli, estendendo delle tutele che prima erano riconosciute solo ai figli delle persone dipendenti, dal lavoro dipendente. Oggi sì, verrà dato in disponibilità anche agli incapienti, ai disoccupati e ai liberi professionisti. Un grande atto di civiltà che separa le azioni di lotta alla povertà, sacrosante, dalle azioni di politiche di sostegno e valorizzazione alla generatività. C'è un problema, nel senso che l'assegno partirà probabilmente a gennaio, ma noi come forum continueremo a sostenere questo progetto e anzi a insistere perché la misura venga implementata in termini di peso, di quantità di risorse messe a disposizione. Ecco, ma l'assegno ha già una scadenza o parte dal 1° gennaio e sarà per sempre? Questa è la novità importante. L'assegno partirà dal 1° luglio per quanto possibile, ma con
la sua pienezza dal 1° gennaio ed è riservato a tutti i figli, okay, nati in Italia da 0 a 21 anni e è a tempo indeterminato, è per sempre. E questa è proprio una delle questioni che va a cambiare il paradigma, come diceva Draghi, in Italia. Fino adesso c'erano dei bonus, dei piccoli viatici, dei piccoli premi alla nascita e le famiglie non facevano la scelta di avere un figlio sulla base di questi piccoli sconti, regalie, ma si può fare una scelta sapendo che io avrò per la cura e l'educazione del mio figlio una risorsa ogni mese fino al 21° anno. Questo cambia un po' le cose. Regione Veneto, anche qua c'è una legge, leggi per natalità e famiglia. Anche qua mi pareva, prima parlavamo, bisogna che partano però. Ma certo. Allora, culturalmente siamo di fronte a un'annata, il 2020, che pur con la pandemia sul tema delle politiche familiari ha portato dei grandi segnali. Abbiamo avuto questo assegno unico approvato all'unanimità a livello nazionale e un Family Act, quindi una serie di provvedimenti che andranno a regime successivamente. Ma anche in Veneto abbiamo avuto l'approvazione, dopo 23 anni, della legge regionale sulla famiglia e la natalità. Sempre prima era successo che si era impantanata, si era bloccata, era finita nei cassetti. Nel 2020 è stata approvata, anche in questo caso all'unanimità, con l'accompagnamento importante del Forum delle Associazioni Familiari. Ecco, è una legge buona, importante, una legge quadro, però necessita di un grande lavoro per far partire questa macchina, questo treno. Alcuni aspetti sono stati messi in moto, ma molti altri devono essere portati avanti con tutte le forze del nostro territorio. Grazie e buon lavoro naturalmente. Grazie ad Adriano Bordignon, che ricordo essere il neopresidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Il fatto che le recenti leggi sulla famiglia siano state approvate all'unanimità dimostra che magari ci possono essere idee diverse su cos'è una famiglia, ma che il problema famiglia e natalità sia centrale per le politiche del nostro Paese. Mi pare ormai acclarato e condiviso da tutti. Grazie. Grazie a voi. A voi, alla prossima. Ci si vede.